Amici sportivi, nuova settimana, nuovo match. Il servizio di oggi degli Elites è gentilmente offerto da Ristorante Castelli Giulietta e Romeo. Li puoi trovare a Montecchio Maggiore in via Castelli 4 Martiri 4. Un grazie anche a Saf Spa con sede a Valliona in via Casalin 3. E un grazie anche a Unipol Sai, agenzia generale di Alte Ceccato in via Nogara 19. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Siamo qui con il mister Cesarano. Stefano, al termine di una partita in cui il Montecchio nel primo tempo ha giocato alla pari o giù di lì con il Treviso, poi nel secondo tempo i soliti errori disattenzioni in cui ha preso il gol da palla inattiva. Purtroppo siamo sempre qua, Germano. In ogni caso, comunque, io al di là di questo voglio dire bravi ai ragazzi, perché oggi non era una partita certamente facile. Venire a Treviso contro una squadra che è in lotta per la promozione e che, come dire, aveva sete, fame di punti anche loro per stare dietro al Dolomiti, e quindi non era assolutamente facile venire qua e disputare la partita che abbiamo disputato. Secondo me abbiamo fatto un'ottima partita, soprattutto nel secondo tempo, certamente. E detto questo, la palla da fermo ci è costata il gol, dopo chiaramente ci siamo un po' sbilanciati e loro sicuramente hanno creato qualcosa, voglio dire, dopo l'1-0, però io credo che la squadra, i ragazzi oggi sono da elogiare perché hanno fatto un'ottima partita e non è certamente mancato impegno, voglia e fame. Stefano, che sensazioni provi però facendo un po' il flash all'indietro di tante altre partite in cui magari non abbiamo visto questa intensità rispetto ad oggi che invece abbiamo visto il Montecchio che se l'è giocata da pari? Che sentimento provi? A me dispiace, ho un grossissimo dispiacere, ma purtroppo non tutte le partite sono uguali, insomma, non tutte le partite sono uguali, probabilmente oggi anche il palcoscenico diverso aiuta, però chiaramente a volte dobbiamo fare anche mia colpa, nel senso che abbiamo lasciato per strada dei punti che a guardar bene forse non voglio dire, ma ci sta un po' di tutto, il pizzico di fortuna, un po' di qua, un po' di là, si poteva portare a casa qualche punto in più, insomma, ecco. In ogni caso è chiaro che ci sono partite in cui c'è atmosfera che si crea, eccetera, che magari aiuta molto di più i ragazzi. Però voglio dire, io credo che l'impegno dei ragazzi non sia mai mancato e quindi insomma vabbè, purtroppo siamo qua a dire che ad avere qualche rimpianto, ed è questa la cosa che a me dispiace di più, insomma. Ecco. Infatti vedendo la prestazione della sua squadra quest'oggi, nessuno avrebbe detto che c'erano così tanti punti di divario, no? Lo so, però purtroppo, ripeto, siamo qua che ci guardiamo indietro, no? E ci sono dei momenti specifici del nostro campionato in cui il campionato potrebbe essere cambiato e non è stato così. Vi faccio un esempio, noi siamo andati a giocare a Ciserano, ok? Ciserano aveva 5-6 punti più di noi, adesso non ricordo, ok? Andiamo in vantaggio 1-0. Nel secondo tempo loro recuperano il gol, noi a 10 minuti dalla fine un palo clamoroso. Ecco, ci sono quei momenti lì, no? Che se non prendi il palo, la palla va dentro, ti cambia il mondo. E purtroppo ha preso il palo ed è venuta fuori. E quindi purtroppo ci guardiamo indietro e c'è rammarico, e c'è sicuramente rammarico, insomma, ecco perché secondo me il Montecchio visto oggi, si è visto anche in altre prestazioni, non sempre purtroppo, ma si è visto anche in altre prestazioni e con squadre magari alla pari o inferiori non siamo riusciti a portare a casa i 3 punti, magari abbiamo portato a casa il punto invece di portarne a casa 3. Perché anche si gioca proprio con la testa libera quando si ha a che fare con squadre che dici vabbè andiamo lì per, tra virgolette, per sconfitti forse, no? No, diciamo da sconfitti no, ma sicuramente con meno pressione, questo è evidente. Questo è evidente, infatti io l'ho detto all'inizio, prima della partita ai ragazzi guardiamoci questa partita qua, siamo in un contesto straordinario, la pressione sicuramente non è dalla parte nostra ma è dalla parte del Treviso che deve fare i 3 punti a tutti i costi, godiamoci. Si è visto un po' di tensione lato Treviso. Sì, sicuramente, però ripeto, noi andiamo a casa con la consapevolezza che abbiamo dato tutto e che ci abbiamo provato, insomma, ecco.